Fatemi domande, amici bellini, perché domani non ci sarà la conferenza, come oramai è abitudine post Champions, non si possono fare troppe conferenze, se no si va nelle chiavette. Questo serve sempre per lo storico, per i mini video a seguito delle partite. Ho fatto l'analisi tattica approfondita, quindi ci terrei che la andaste a vedere perché è molto bella, una partita, quella con lo Sporting, equilibrata se vogliamo, partita di Champions, quindi gli avversari sono sempre temibili, risolta da due lampi dei due di Manchester se vogliamo, uno dalla parte del City, l'altro dalla parte del United, e secondo me, visto che mi sono molto esaltato su Kevin, non sottovalutiamo la prestazione di Højlund, una prestazione che definirei lukakiana della prima maniera.